Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Vedete per la prima volta la nuova location, prima o poi ve la presenterò per bene, però andiamo con ordine. Era da un po' che ero assente, tralasciando il video post partita di Cagliari Palermo, era un po' che mancavo e sono tornato con la prima giornata di Serie A. Prima giornata che, devo essere sincero, ho visto un Cagliari che a me personalmente è piaciuto, ovviamente molto meglio il primo tempo del secondo. Ho visto un Cagliari che difficilmente ho visto in altre partite, un Cagliari che in particolar modo per il primo quarto d'ora barra mezz'ora del primo tempo andava a pressare alto l'avversario, non lo faceva respirare, un Cagliari che era molto combattivo, e questa è ovviamente la firma di mister Ranieri. Ed è un Cagliari che è riuscito a rendersi pericoloso con un'azione che non è solida, perché il momento in cui si è reso più pericoloso è stato con il tiro di Nandez, che devo essere sincero, secondo me è stato un tiro anche un po' esagerato. Non l'avrei tentato, però è stata l'occasione clamorosa della partita del Cagliari. Una partita molto equilibrata, forse ai punti più meriti al Torino che a noi, ma importa poco perché cominciamo il campionato con un punto in trasferta, che non è una cosa da sottovalutare anche in vista di quella che sarà la prossima partita, che comunque ci vede affrontare l'Inter. E un buon punto, però ci sono delle note negative. La prima che mi viene in mente è il reparto offensivo, e parlo delle prime punte in generale, perché nel primo tempo si è sentita la mancanza di una effettiva vera prima punta. Troppi cross per giocatori che dovevano essere lì ma che non hanno nel colpo di testa un loro fondamentale. Mancava una prima punta che potesse offrire quel tipo di spunto, senza contare che poi li ho trovati molto goffi nei movimenti nel secondo tempo quando sono entrato, in particolar modo Shomurodov, molto lento, anche se in alcuni movimenti mi è piaciuto, specialmente quando si è liberato del difensore per andare a prendere poi un pallone offerto da Nandez che era troppo lungo e Milinkovic-Savic ha fatto suo. Però ci sono delle note positive, e le due più grandi sono i due nuovi acquisti. Uno è Sulemana, che a centrocampo è stato Dio sceso in terra. Secondo me, ragazzi, con Sulemana e Makumbu a centrocampo ci togliamo grandi soddisfazioni. Makumbu mi è piaciuto di meno oggi rispetto a Sulemana, perché in alcuni frangenti della partita ho visto i classici leziosismi che ci ha abituato a vedere negli ultimi tempi. Purtroppo è un vizio che si deve togliere, però già rispetto a prima ha fatto passi da gigante. Deve continuare a migliorare sotto questo aspetto, mentre invece Sulemana onnipresente a centrocampo, onnipresente, fantastico, veramente fantastico, come è stato altrettanto fantastico Ristagno. Oltre a Lumumbo abbiamo anche lui, ottimo dribbling, però questo dribbling non ha mai portato a nulla, è quello il problema. E secondo me dovremmo cominciare a tentare a fare più tiri da fuori, perché oggi ci siamo resi pericolosi alla fine dei conti praticamente soltanto con quel tiro di Nandez, un tiro da fuori o comunque un tiro da defilato, un tiro che non venisse da un cross. Dovremmo continuare a giocare così, a fornire più possibilità ai giocatori offensivi di poter segnare, quindi possa essere un tiro da fuori, possa anche essere un cross, possa essere una verticalizzazione, possa essere un inserimento, qualsiasi cosa, ma non limitiamoci soltanto a un tipo di conclusione. Secondo me questa è una delle chiavi fondamentali per quest'anno, anche perché troveremo squadre molto meglio organizzate. Ormai siamo in Serie A e non più in Serie B. Detto questo, fantastica la prova di Tossena, in difesa è stato, non dico The Wall, ma poco ci mancava, perché ha fatto degli interventi veramente ottimi. Tanta roba Tossena, ma di certo non lo veniamo a scoprire soltanto oggi. E per il resto una delusione grande per me è stata Jankto,
Yankto per me è stata una grande delusione oggi. Ho trovato un giocatore magari non fuori forma, ma fuori ritmo partita. Molte volte è incespicato, ha avuto i crampi, deve riprendersi. Poi è chiaro che ha preso il posto, se non mi sbaglio, di Oristagno, e fare le stesse cose che ha fatto lui nel primo tempo era difficile, anche perché stiamo parlando anche di due strutture fisiche diverse, quindi non mi aspettavo ovviamente lo stesso apporto nella partita, ma non mi aspettavo nemmeno di vedere quello che ho visto in campo. Bene anche Azzi, lui che è stato uno di quelli che ha tirato da fuori, però quando ha incominciato a risentire ovviamente del ritmo partita e della condizione è calato drasticamente. Poi è chiaro, noi stiamo parlando di tutto questo ed è la prima giornata, stiamo parlando di tutto questo al 21 agosto, 20 agosto, 21 che è oggi, 21, quindi ovviamente quello che dirò è relativo, però sono indicazioni di massima. E niente, questo è quanto, sono molto curioso di sapere voi cosa ne pensate. Secondo me questo è un ottimo punto da mettere in cascina e macinarne altri quanti più possibili, specialmente vista la prossima partita. E vi leggo, probabilmente non riuscirò a rispondervi, ma sappiate che vi leggo. Vi mando un bacione e detto questo, sempre Forza Cagliari e ci vediamo alla prossima. Belli regà.